lavorato questo progetto 100.000 elettriche per rispondere a quali esigenze, quali obiettivi ci poniamo. Ma di tutto vogliamo promuovere la nostra regione, quindi la Sardegna, una nuova immagine della Sardegna turistica, una Sardegna alternativa, ecologica e sostenibile. Promuovere una promozione a favore degli operatori locali e inoltre promuovere quelle che sono le tematiche legate alla mobilità sostenibile, anche attraverso la ricerca che appunto la competizione delle 100.000 elettriche andrà ad innescare. Come lo facciamo? Lo facciamo appunto organizzando una manifestazione internazionale che si ripeterà a cadenza annuale e che abbia ad oggetto, come abbiamo già detto, una gara automobilistica elettrica di regolarità a tappe. Questo significa però, essendo una manifestazione di macchine elettriche, noi non vogliamo soltanto favorire, cioè la vincitrice non sarà unicamente la macchina che avrà percorso, avrà fatto un determinato percorso nel tempo minore, ma sarà anche la macchina che riuscirà a fare quel percorso in un determinato tempo consumando meno risorse energetiche. Quindi un'ottica un attimino differente di chi vince. Il percorso sarà attorno a delle tappe della Sardegna che sono delle tappe inedite, poco conosciute, ma comunque che hanno una grande valenza ambientale, naturalistica e culturale. E che ciascuna tappa sarà, ciascun paese sarà dotato delle infrastrutture di ricarica, in maniera tale che delle pensiline, quindi dotate di pannelli fotovoltaici, in maniera tale che il viaggio sia veramente a zero emissioni di CO2. Pensiline che poi, una volta conclusa la manifestazione, diventeranno comunque una prima infrastrutturizzazione del comune che va ad ospitare l'evento. Le tappe varieranno per ogni edizione per promuovere e dare una immagine comunicativa forte all'evento. Punteremo anche su alcuni personaggi di calibro nazionale, internazionale, quelli legati al mondo dei motori. Adesso ne facciamo uno ad esempio, per esempio Zanardi, perché per la parte della carica, per essere un personaggio dei motori, comunque ha una forte valenza anche sociale per il ruolo che ricopre, insomma, di Erasmus.